Era uscito nei campi per lavorare come faceva ogni giorno, ma all'ora di pranzo non si è presentato a casa. La moglie si è allarmata ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli operatori del SUEM 118 e di carabinieri. Franco Pradal, 86 anni, è caduto nel canale Piavesella. Il corpo è stato trovato poco distante, incastrato tra i rami. Da una prima ricostruzione sembra che stesse tagliando l'erba proprio sulla sponda del corso d'acqua, forse un maloro dovuto al gran caldo o forse è scivolato. Vicino all'acqua il cappello che indossava l'anziano. Poco più a monte è stata trovata la carriola con l'erba. Il sindaco di Vazzola, che Pradallo conosceva bene, è subito accorso in via Vare, dove è avvenuta la tragedia. Lui aveva la sua vigna e tutto il contesto attorno alla casa lo teneva in maniera splendida, un vecchio agricoltore di quelli che non si trovano più. Lei lo conosceva bene. Lo conoscevo molto bene perché è anche mio confinante, ecco, quindi c'era anche un rapporto che va oltre quello del sindaco cittadino. Un gran lavoratore, ci dice il primo cittadino. Una persona buona, disponibile, un grande lavoratore, gli uomini di una volta che non si trovano più. In un primo momento sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso Emergenza, poi la zona è stata sorvolata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago. Nel tardo pomeriggio il corpo dell'anziano è stato trovato, lasciando nello sconforto la famiglia e l'intera comunità.